Alla vigilia del campionato doveva essere Davide contro Golia, dopo 10 giornate invece è la sfida tra la rivelazione del campionato e una delle big che cerca di andarsi a prendere la vetta. Questa è Castrum Favara contro Siracusa in uno stadio Bruccoleri pieno in ogni ordine di posto, sia tra le file dei gialloblu di Infantino sia per gli azzurri guidati da Marco Turati, i quali vogliono approfittare dello stop forzato della Vibonese per mettersi in testa alla classifica. La partita inizia con gli ospiti che cercano di fare la partita qui con questo cross sul quale non arriva Maggio, ma non arriva nessuno. Poi la prima palla gol della partita per il Castrum Favara è questa corsa di Lapiana sul quale interviene il portiere Lumia. Dall'altra parte Siracusa che torna ad affacciarsi dalle parti di Scuffia, sempre con gli attacchi sulla destra dove agisce Longo, il quale prova a mettere in mezzo il pallone. L'anticipo è ai danni di Alma da parte di Scuffia in uscita bassa. Poi Castrum Favara che cerca di attaccare, in questo caso con Camilleri, conclusione debole e soprattutto fuori misura. Poi palla illuminante di A4, non riesce ad agganciare Camilleri, allora è ancora Alma che cerca di calciare col sinistro la parata di Scuffia, che difende bene il primo palo. Poi Castrum Favara che torna ad affacciarsi in avanti con questa palla messa in mezzo, diventa un tiro e viene respinta e poi bloccata da Giuseppe Lumia. Poi sugli sviluppi di una palla inattiva c'è un contatto in aria, il fallo di Joaquin Sus per l'arbitro il signor Balducci di Empoli, non ci sono dubbi, calcio di rigore e cartellino giallo dal dischetto. Si presenta sempre lui, sempre Sandro Baglione, ed è il vantaggio del Castrum Favara che sblocca la partita. L'esplosione del settore giallo-blu dello stadio Bruccoleri, che vede dunque la propria squadra andare in vantaggio sulle ali dell'entusiasmo, continua a creare ancora con Baglione il Castrum Favara con questa conclusione dal limite dell'area deviata in calcio d'angolo da Baldan. Si riaffaccia in avanti dopo aver attutito il colpo il Siracusa, conclusione di Longo da vicino che però non trova la porta. Poi insiste la squadra di Turati con questa occasione sulla sinistra, il cross di Alma, colpo di testa di Baldan, palla sopra la traversa e con questa occasione si va a chiudere il primo tempo sull'1-0 per il Castrum Favara. Passiamo alle immagini della ripresa ad opera del nostro Giuseppe Montalbano. Subito un'occasione per la squadra di casa con l'uncinata di Palma che si perde fuori, poi azione sulla sinistra da parte del Siracusa con la difesa del Castrum Favara che allontana, insiste con la discesa sulla destra del subentrato Puzzone il Siracusa, il colpo di testa di Maggio sul palo, poi arriva sulla respinta la giocata di Maico Candiano che pareggia all'inizio del secondo tempo e 1-1 il Bruccoleri zittito. Il pubblico di casa, esultano invece i supporters azzurri perché la squadra di Turati si è rimessa in carreggiata, si è rimessa quantomeno in parità. Poi dall'altra parte prova a reagire subito il Castrum Favara con l'azione insistita da parte di Mattia Palma, tiro deviato sul quale interviene senza grossi problemi Lumia. Insistono gli Aretusei con la corsa sulla sinistra da parte di Longo, una delle ultime azioni della sua partita, il cross sul quale non arriva Alma sul secondo palo e sfera che scorre a fondo campo. Poi nuova opportunità per il Castrum Favara con questo cross, in qualche modo prova ad intervenire Mudasiru e poi la conclusione di Palermo che viene a finire fuori e poi opportunità col sinistro dalla distanza per il Siracusa con la sfera che si perde abbondantemente a fondo campo. Qui contatto, Russotto Vaccaro protesta e non le manda a dire il numero 10 del Siracusa, ma anche questa l'ultima occasione della partita perché il signor Balducci fischia 3 volte. Bellissimo 1-1 tra Castrum Favara e Siracusa, qui l'abbraccio a fine gara tra i due allenatori Infantino e Turati, alla fine cenni distensivi da entrambe le parti, non felicissimi i giocatori del Siracusa per il pareggio, possono invece festeggiare quelli del Castrum Favara che mantiene l'imbattibilità interna. Finisce 1-1 da Sportisile, tutto, alla prossima.